disponibilità e generosità. Come alunni chiaramente siamo molto vicini al territorio. Grazie Presidente, anche per il Salone di Commercio che ci sostiene anche in altri progetti. Martedì abbiamo iniziato un percorso con i ragazzi delle scuole sulla violenza economica e sulla formazione economica. Devo dire che è stato veramente soddisfacente anche qui, grazie al contributo della Camera di Commercio. Grazie mille. Perché il Dipartimento appunto ha molto creduto in questo progetto, in questo corso. Ci è parso, guardando il programma, anche che questo fosse un modello di corso di formazione alla politica diverso da quello che si trovano anche un po' in tutti gli atenei in giro per l'Italia. Io volevo raccontare un aneddoto. Alcuni anni fa mia figlia si era innamorata di un giovane intellettuale appassionato di politica. La finalità proprio dal statuto, quella di creare delle occasioni di confronto, di scambio di esperienze tra gli alunni, che si intendono quelli che sono usciti da un percorso formativo all'università. Noi vogliamo dare una borsa di studio nell'ambito di quelle che sono le iniziative legate ovviamente a questo corso di formazione ad Anna Donegan, una persona che è stata una delle figure di riferimento del Centro Servizi Volontariato di Padova. Uno di quei riconoscimenti che la stessa Anna avrebbe apprezzato, e quindi vi ringrazio davvero di tutto questo. Grazie Luca e grazie soprattutto a Camera di Commercio. E la mia risposta è stata che probabilmente nel corso dei miei anni nella mia città avevo sempre messo in pratica. Che mi è piaciuto di più sono i dibattiti che sono avvenuti alla fine delle lezioni, perché c'è sempre stato un confronto dal tono pacato, più costruito, verso cui ci si possa dedicare attenzione, e per questo è importantissimo e fondamentale avere degli spazi. Io abito in Toscana, ho fatto le richieste di asilo politico qui e durante il corso ho ricevuto i documenti di rifugiata politica, ho aperto associazione, e come associazione, come una persona che non è cittadina italiana, però che viene dal paese che è sempre stata europeo prima di occupazione russa anni fa e che non è ancora in Europa, non è tornata ancora a casa, però sta lottando, e come sta lottando, e anch'io stavo lottando e sto lottando anche qui in Italia, sto aiutando i miei cittadini, rifugiati, vari altri. Io voglio portare questo progetto in Toscana perché credo che la politica è una cosa molto importante, che da noi in Bielorussia dicono molto spesso che noi non siamo in politica. Il titolo, Michela, il titolo è Non essere di parte, che è un titolo molto provocatorio, perché la politica, i partiti sono di parte e devono essere di parte, perché voglio ringraziare per avermi proposto questa conversazione, perché mi pare di capire che tra le cose che sono state dette dai ragazzi che hanno portato la testimonianza, quello che è piaciuto è stato il tono pacato. E arrivo alle scuole superiori e insomma incappo in due soggetti che nella mia vita sono stati rilevanti per me. Uno, il professore che veniva in classe con, non mi ricordo neanche la testata, però lui era di Democrazia Proletaria, cioè in classe, giornale. Non era per me scioccante, ho cominciato ad essere fastidioso quando tentava di impormi le sue idee. Tecnicamente oggi potrei dire di essere stata un tantino bullizzata. Era incredibile, se tu possa essere stata. Ma succede, nella vita. Riappassioniamoci alla politica. Oggi un confronto su due posizioni diverse, ma comunque non di parte. Perché avere la propria identità culturale e politica è anche un segno distintivo. Un elettorato deve trovare ciò che prova la persona riconosciuta in un soggetto politico. E quindi io credo che io e Giacomo Possamai abbiamo due identità diverse e poi un metodo che è il medesimo, il rispetto dell'altro, il rispetto dell'avversario e un tentativo di cercare il bene comune. Le è stato chiesto come riportare i giovani alla politica. Qual è stata la sua risposta? Che per appassionare qualcuno bisogna avere il medesimo linguaggio, guardarsi negli occhi. Non lo posso fare io, che sono già vecchia per loro. Devono farlo tra giovani, dobbiamo trovare dei luoghi dove i giovani si incontrino fisicamente, scambino le proprie posizioni, ma anche i propri bisogni, e poi provare a fare sintesi con il mondo degli adulti.
Un'ultima cosa, è stato detto, la politica deve probabilmente viaggiare, diciamo, parallelamente per alcuni temi. Qual è stato il suo tema? Il tema principale per me, che dovrebbe vedere l'unità nazionale vera, è quello della maternità e della vita. Io credo che l'Italia abbia soprattutto questo bisogno oggi. Politica, da dove la passione, perché anche la mia è stata molto precoce, questo molto simile alla sua, e poi da lì è arrivata la voglia diversa, perché è un'altra cosa, di impegnarsi in prima persona. Iniziare a fare l'assessore regionale, il sindaco, il parlamentare non è frutto di un incidente della storia o di una tua messa a disposizione in quel momento, ma è frutto di un impegno e soprattutto di un percorso di apprendimento, perché quando ti ritrovi a fare qualcosa è qualcosa per cui hai studiato e ti sei preparato. Un confronto tra posizioni diverse, anche sulla vostra storia, di come vi siete appassionati alla politica. Alla fine c'erano più differenze o similitudini? C'erano tante differenze, perché poi ognuno ha il proprio percorso, ma anche similitudini, nel senso che vale per Donat come per me, l'impegno politico è stato precoce, è partito ai tempi delle scuole superiori e quindi ci sono anche tanti punti di contatto. Si è detto, come si può far avvicinare i giovani alla politica? Parlando di cose che gli interessino e dando l'idea che la politica si occupa di loro. 3/4 del tempo la politica parla di argomenti, di temi che ai giovani non interessano, che sono distanti da loro o addirittura che trovano respingenti. E come possiamo pensare che allora siano i giovani a interessarsi della politica? E quindi questo è il primo passo da portare avanti. Scuola di politica serve? Scuola di politica serve, assolutamente, è importante, servono però anche i partiti, perché altrimenti formiamo tante giovani e tanti giovani, ma non diamo loro uno sbocco poi dove sperimentare la loro vita e la loro esperienza politica. Quindi serve che sia un'azione combinata che tiene insieme le scuole, ma anche percorsi di vita che gli consentano poi di mettere a frutto quello che hanno imparato. Destra, cos'è di sinistra? Poi c'è una bellissima canzone, no? Di Gabber. Che è di destra o di sinistra? No, quella era Gabber. Boh. Mi dispiace che non abbiamo potuto aprire, anzi se ci volete dare una mano noi, insomma siamo qui apposta, grazie davvero, davvero grazie del vostro confronto, grazie a tutti.